Oggi a Longarone, in questa straordinaria atmosfera agricola, rurale, una giornata di grande pubblico, abbiamo ritenuto come Longarone Fiere di onorare oggi la giornata istituzionalizzata dall'Europa, dall'Unione Europea, nel momento in cui chiudiamo oggi la manifestazione, giornata che però sarebbe caduta domani, perché diciamo così, l'attestazione, l'istituzione della giornata europea del gelato artigianale è del 24 agosto 2013. Longarone Fiere, insieme ai gelatieri artigiani di questo territorio e di Art Glass, che è l'organizzazione che raggruppa tutte le associazioni nazionali d'Europa, siamo riusciti nel 2013 a ottenere questo grande risultato e di questo ne siamo fieri e ne siamo anche orgogliosi, ritenendo la filiera del gelato una filiera importante da un punto di vista economico, perché ha dato in passato e ancora oggi benessere a questo territorio, economia diciamo così virtuosa, che ha coinvolto l'attività di generazioni di gelatieri, che ha costruito come dire, una tradizione importante che oggi viene ancora invidiata in tutto il mondo. Credo che questo sia un risultato importante, ma soprattutto ritengo opportuno mantenerla nel tempo, perché deve essere continuamente revisionata e colta in una prospettiva di grande ritorno per il futuro. Questa giornata mi fa veramente andare indietro nel tempo, a quando abbiamo iniziato questo percorso affinché il Parlamento europeo riconoscesse proprio il gelato, un simbolo del Made in Italy, ma soprattutto dedicasse una giornata speciale. È un risultato straordinario che abbiamo portato a casa noi di Longarone, siamo stati veramente i precursori da questo punto di vista, con un obiettivo, quello di tutelare, salvaguardare e soprattutto dimostrare la grande forza e capacità dei nostri gelatieri artigiani, che sono un valore aggiunto straordinario, che sono la testimonianza che qui, proprio da queste valli, è partita alla conquista dell'Europa, ma direi del mondo, proprio questa straordinaria specialità che è quella del gelato artigianale. Quindi noi siamo orgogliosi di condividere e di vivere questa giornata, che poi ovviamente è una giornata dedicata a tutti coloro i quali amano questo prodotto.